Buongiorno, le principali notizie. A Messina prima tramortita e poi accoltellata 30 volte. Dall'autopsia di Daniela Zinnanti emerge che la donna ha tentato di difendersi dall'ex compagno Bonfiglio. L'uomo nel 2008 fu arrestato per aver accoltellato un'altra donna, poi condannato a 3 anni. Filmava le alunne e le denudava con l'intelligenza artificiale. Arrestato un collaboratore scolastico di una scuola media nella provincia di Catania. Ho fatto campagna elettorale per Iacolino e Tamaio, la frase intercettata nel telefono del boss Vetro, arrestato nell'inchiesta su mafia e sanità. Il lavoro dei rider torna al centro della protesta, anche a Palermo la mobilitazione nazionale promossa dalla CGIL. I lavoratori sono scesi in piazza contro precarietà e sfruttamento. Centinaia di bambini che hanno voluto colorare la Valle dei Templi nella passeggiata della pace del festival. I bambini del mondo lanciando un messaggio di fratellanza tra popoli. Calcio Serie B, il Palermo perde 3-0 a Monza e scivola a -6. Inzaghi non demorde, dice complimenti agli avversari ma orgoglioso dei miei ragazzi. Serie C, il Catania è impegnato oggi in trasferta ad Altamura con l'obiettivo di difendere il secondo posto. Match delicato per il Trapani a Picerno, ieri Siracusa KO sul campo del Latina. Eccoci, buongiorno e buona domenica. Subito una notizia dall'Ansa appena battuta perché un uomo di 70 anni residente a Ragusa è morto in un incidente stradale poco dopo le 23 di ieri sulla provinciale 10 in contrada Conservatore. La Mercedes guidata dalla vittima si è scontrata con un'altra autovettura. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per estrarre il corpo dell'uomo dall'abitacolo. Invece il conducente dell'auto, quindi l'auto con cui si è scontrata, è rimasto illeso. Andiamo alla vicenda del femminicidio avvenuto a Messina lunedì. È stata effettuata l'autopsia su Daniela Zinnanti, la donna uccisa appunto da una trentina di coltellate inflitte dall'ex compagno Santino Bonfiglio, ma c'è anche un precedente venuto fuori nelle ultime ore. Sentiamo quale da Francesco Triolo. Daniela Zinnanti, la donna uccisa dall'ex compagno Santino Bonfiglio lunedì scorso a Messina, avrebbe provato a difendersi prima di morire. È uno dei riscontri che emergono dopo l'autopsia effettuata dal medico legale Alessio Asmunda all'obitorio dell'ospedale Papardo. Bonfiglio si sarebbe accanito colpendo l'ex compagna al torace e al collo almeno con 30 coltellate. Secondo l'autopsia, la Zinnanti sarebbe morta subito dopo. E scavando nella storia di Santino Bonfiglio si torna indietro di 18 anni al 2008. Sono gli articoli dell'epoca della Gazzetta del Sud a ricordare come l'uomo avesse già subito una condanna per aver aggredito l'allora convivente picchiandola e ferendola con un coltello a spadafora. Una vicenda non terminata in tragedia solo per l'intervento di un vicino di casa, un vigile urbano che aveva notato la scena e costrinse così Bonfiglio a fuggire in auto prima di venire arrestato dalla polizia a Messina. 10 anni la pena inflitta in primo grado per tentato omicidio, poi diventati 3 perché il reato è stato derubricato in appello a lesioni personali. È un precedente che si unisce agli altri aspetti già noti della vicenda, come quello dell'ultima denuncia presentata dalla donna, della mancata applicazione del braccialetto elettronico perché non disponibile, dell'evasione dagli arresti domiciliari. E nell'ordinanza del GIP Alessia Smerile c'è anche un altro aspetto con riferimento proprio a quella sera, ovvero la confessione dell'uomo alla PM Roberta Laspeme, a cui ha detto di aver perso il lume della ragione nel momento in cui la donna, riferisce nell'interrogatorio, gli ha confessato di avere un'altra relazione che per Bonfiglio, nonostante la rottura, equivaleva a tradimento. Così utilizza il coltello che si è portato da casa e questa alimenta la premeditazione e la colpisce più volte. Poi l'uscita, documentata dalle videocamere di sorveglianza del complesso di Via Lombardia, tranquillo va verso l'uscita del complesso, non corre, non si agita, aveva lasciato tutta la sua rabbia e la sua furia sull'ex compagna. Sono le 22:25, segnala il video, che poi è stato ricostruito fossero le 23:02 di lunedì notte, la scoperta del cadavere il giorno dopo, quando Daniela Zinnanti era già morta. Fotografava studentesse e le denudava con l'intelligenza artificiale. È stato arrestato un collaboratore scolastico di un istituto del Catanese. Marco Carli.
Dopo averle fotografate anche a loro insaputa, le spogliava con l'intelligenza artificiale facendole apparire accanto a lui, come se la foto fosse stata scattata insieme. Agiva così un collaboratore scolastico di una scuola media della provincia di Catania attraverso le immagini, in taluni casi rubate, delle giovani alunne. È l'accusa contestata dalla procura di Catania a un 58enne arrestato dalla polizia postale che gli ha sequestrato un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici anche con vittime in età infantile o con scene di sesso con animali. L'uomo, arrestato in flagranza, è stato posto poi ai domiciliari. Era stato segnalato da una ONG statunitense che si occupa di bambini scomparsi e sfruttati al Centro Nazionale di Contrasto della Pedopornografia Online della Polizia Postale di Roma, che ha interessato i colleghi del capoluogo etneo. Da lì è cominciata l'indagine coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania a tutela dei minori e delle fasce deboli. Si partiva da un italiano che conservava nella memoria immagini e video di pornografia minorile. Le successive investigazioni hanno consentito l'identificazione del collaboratore scolastico. Voltiamo pagina. Ho fatto campagna elettorale per Iacolino e Tamaio. Una frase intercettata nel telefono del boss di Favara, Carmelo Vetro, apre nuovi scenari nell'inchiesta che ha scosso la sanità siciliana. Marco Gullà. Nel telefono del boss Vetro c'era un Trojan che ha svelato la mappa degli interessi del mafioso. Carmelo Vetro era attivissimo e progettava sempre nuovi affari. Il Trojan piazzato nel suo smartphone ha svelato una rete inquietante di relazioni all'interno della regione siciliana che vanno dall'assessorato alle infrastrutture all'assessorato alla sanità. E poi alla politica, alla massoneria. Il gancio del mafioso era Salvatore Iacolino, il super manager fedelissimo di Schifani. In cambio dei favori il boss avrebbe assicurato sostegno durante alcune campagne elettorali, come dice lui stesso in un'intercettazione. Campagne elettorali per Iacolino e Tamaio, frase che apre nuovi scenari nell'inchiesta. Il nome di Tamaio, citato dal boss Vetro in una conversazione con un amico, accende i riflettori anche sulla campagna elettorale dell'attuale assessore regionale alle attività produttive che nel 2024 ottenne un vero e proprio exploit alle europee. Naturalmente non basta la frase di un boss intercettata da una microspia per trarre conclusioni, e di Tamaio peraltro replica: non ho avuto alcun incontro, né ho mai conosciuto il signor Vetro durante quella affollatissima campagna elettorale. Intanto sia Vetro che Iacolino si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP. Allerta meteo sulla Sicilia per l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà già da oggi piogge diffuse e temporali anche intensi, previsti forti raffiche di vento, possibili grandinate e fulmini. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla appunto sull'isola. E vediamo a un ponte atteso da 40 anni che finalmente è stato aperto, il sovrappasso sulla strada provinciale 127 che collega il centro abitato di Calatabiano con San Marco. Il ministro Musumeci dice che bisogna riflettere sui tempi dei cantieri. Tonino De Mana. Un'attesa durata 40 anni tra illusioni, speranze e intoppi burocratici. Poi finalmente il taglio del nastro alla presenza del ministro alla Protezione Civile e al mare Nello Musumeci, che ha ripercorso le tappe più significative di un iter ripreso sotto la sua presidenza alla regione. È stato finalmente inaugurato il sovrappasso della SP 127 incontrata a Materasso, che collega il centro abitato di Calatabiano con la statale 114 e San Marco. L'opera è stata restituita alla collettività grazie ad un investimento di oltre 1,5 milioni di euro. Io credo che ci sia bisogno di riflettere sui tempi dei nostri cantieri. È un fenomeno purtroppo diffuso in tutta Italia. La media di solito è di 5 anni e sono tanti. Io credo che abbiamo tutti il dovere di essere felici. Un ponte che da 4,20 metri passa a 14 metri. Complesso il piano operativo, come ha ricordato l'ingegner Gaetano Laudani, capo del Genio Civile di Catania, che ha sottolineato le difficoltà riscontrate nell'esproprio dei terreni e soprattutto di dover lavorare principalmente di notte per non bloccare il traffico ferroviario sulla Messina-Catania. L'inchiesta su Glovo e Deliveroo, mobilitazione anche a Palermo, basta con lo sfruttamento dei rider. I sindacati e la CGIL in primo piano vogliono tutele e contratti per tanti lavoratori del settore del delivery. Marco Gullà.
Da Roma a Napoli, da Milano a Palermo, oggi i rider sono scesi in oltre 30 piazze italiane con una mobilitazione nazionale promossa dalla CGIL. Qui siamo nel capoluogo siciliano. L'inchiesta della Procura di Milano conferma infatti ciò che i sindacati denunciano da anni nelle piazze e nei tribunali: lo sfruttamento dei rider. Quello che è uscito fuori è ovviamente un'indagine a livello penale su caporalato digitale, per quello che Glovo continua a fare con i rider, cioè un lavoro sfruttato, un lavoro che di autonomo non ha praticamente nulla, ma rispetto a tutte le indagini fatte anche dal punto di vista dei ricorsi fatti anche individualmente, dalle indagini fatte e dalle sentenze uscite, i lavoratori rider sono sempre stati considerati come minimo lavoratori organizzati. L'obiettivo è superare l'attuale modello di sfruttamento e garantire a tutti i rider stabilità occupazionale e salari adeguati. Abbiamo già una direttiva europea che indirizza verso queste ulteriori tutele. Noi, nel caso in cui appunto si dovesse stabilire la subordinazione da estendere a tutti i rider, sosteniamo che venga applicato il contratto della logistica, che è il contratto che abbiamo noi rider di Just Eat. Un'altra tappa di una battaglia ormai che va avanti da anni. Quindi di sfruttamento del lavoro e di approfittamento del bisogno delle persone. Scoppia un caso alla Biennale di Venezia. Il ministro Giuli si scontra con il presidente Pietrangelo Buttafuoco, che ad Acireale ai nostri microfoni dice: non facciamo scherzetti. Le proteste nascono dalla presenza del padiglione della Russia all'esposizione. Luca Ciliberti. Scoppia un caso diplomatico alla Biennale di Venezia. Il governo di Kiev non accetta la partecipazione della Federazione Russa alla 61esima esposizione d'arte. Così la vice premier e ministra della cultura ucraina chiede al nostro ministro Giuli di intervenire. Il titolare della cultura, in aperto contrasto con il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, scrittore e giornalista siciliano, esprime il suo dissenso ricordando che la Biennale ha preso la decisione in completa autonomia e valuta adesso l'invio degli ispettori. Di fatto isolando lo stesso Buttafuoco, che dal canto suo sceglie la linea del silenzio, tira dritto e anzi sembra che si sarebbe pure consultato con altri esponenti del governo per chiarire del tutto il senso della sua scelta. Ho un ruolo istituzionale, quindi non facciamo scherzetti, non si ruba a casa del ladro. La Russia tornerebbe alla Biennale dopo 4 anni di chiusura dovute all'invasione dell'Ucraina, scatenando così diverse reazioni. Buttafuoco difende le sue scelte spiegando che l'esposizione aprirà dal 9 maggio al 22 novembre e parteciperanno tutti i paesi in guerra, enfatizzando così l'autonomia dell'istituzione e rifiutando le censure politiche. Noi sappiamo perfettamente che vige una regola, che è quella della fisica: dove c'è un vuoto arriva un pieno. E ovviamente dal nostro punto di vista, che è il deserto, vediamo spegnersi tutto, ma in altri orizzonti, in altri destini, tutto invece è vivificante e forte. Ma il caso sembra tutt'altro che chiuso. Una breve pausa e poi ci occuperemo del fine vita, perché se ne è discusso a Catania. Tra battaglie legali e suicidi assistiti, il fine vita continua ad essere una questione etica e giuridica. Se ne è parlato a Catania. Sentiamo Tonino De Mana. Eluana Englaro, Pier Giorgio Welby, DJ Fabo in Italia, le sorelle Kessler in Germania. Tra battaglie legali e suicidi assistiti, il fine vita continua ad essere una questione etica e giuridica e come tale suscita interesse per la tutela del diritto alla vita, alla salute e alla dignità. Se ne è parlato a Catania in occasione del convegno organizzato da AIAF Sicilia, sezione di Catania, e moderato da Michele Cucuzza. L'AIAF ha voluto attenzionare una questione molto importante, una questione anche molto dibattuta, oggetto di critiche. È bene chiedersi, in un paese come il nostro, che è un paese civile, democratico, ma anche prettamente cattolico, se sia giusto che il diritto all'autodeterminazione della persona, ovviamente in una situazione molto delicata, sia un diritto inviolabile oppure no. In Italia il fine vita è regolato da leggi e sentenze che tutelano l'autodeterminazione del paziente, consentendo il rifiuto dei trattamenti sanitari e in specifiche condizioni il suicidio medicalmente assistito. Resta illegale l'eutanasia attiva, nonostante i passi
passi in avanti, bisogna fare i conti però con un persistente vuoto normativo. È una problematica molto importante perché si dà rilievo e ampia espressione al diritto di autodeterminazione del paziente in materia di trattamento di fine vita. Sono consentite le DAT previste dalla legge proprio del 2017, ma ancora manca una disciplina organica. Dignità, rispetto, possibilità di scegliere e libertà nel farlo. Il dibattito per garantire una morte dignitosa, amorevole e confortevole è ancora aperto. Dalla Valle dei Templi di Agrigento si alza un forte messaggio di pace. Centinaia di bambini protagonisti della passeggiata della pace e della fraternità del Festival I Bambini del Mondo. Davide Sardo. Centinaia di bambini hanno invaso la Valle dei Templi di Agrigento per la tradizionale passeggiata della pace e della fraternità, uno degli appuntamenti più sentiti del Festival internazionale I Bambini del Mondo. Partiti dal Tempio di Giunone, i gruppi internazionali, insieme agli studenti delle scuole agrigentine, hanno percorso la via sacra fino al Tempio della Concordia, tra musica, colori e bandiere da ogni parte del mondo, lanciando un messaggio forte e chiaro: no alle guerre, sì alla pace e all'incontro tra i popoli. Siamo molto felici di partecipare a questo festival, così da mandare un messaggio di pace a tutto il mondo e di fare amicizia con tutti. Una passeggiata che ogni anno rinnova il valore della fratellanza tra culture diverse nello scenario unico della Valle dei Templi. È un messaggio sicuramente di pace, di fratellanza tra i popoli. I bambini in questi giorni sono stati tutti insieme, anche dietro le quinte, a ballare, a danzare, a scambiarsi contatti ormai con i social, e questo è un messaggio sicuramente di interculturalità tra i popoli, sperando che possa davvero arrivare alla pace per tutti. Intanto domani cala il sipario sulla 78esima edizione della festa del mandorlino a fiore. A causa del maltempo previsto salta la tradizionale sfilata dei gruppi folk nel centro storico e l'esibizione davanti al Tempio della Concordia. Gli spettacoli si terranno al Palacongressi con 2 appuntamenti, alle 11 e alle 14:30, dove si svolgeranno anche le premiazioni delle varie categorie e l'assegnazione del Tempio d'Oro al miglior gruppo della manifestazione. Ci fermiamo, una breve pausa, la pagina dello sport, il calcio, il Palermo ieri ha perso con il Monza, mentre invece oggi il Catania sarà impegnato ad Altamura. Calcio del calcio, sconfitta pesante per il Palermo, i rosanero ieri pomeriggio piegati 3-0 dal Monza al Lupower Stadium. In virtù di questo risultato il Palermo si allontana dalla zona della promozione diretta, adesso distante 6 punti. Sentiamo Marco Gullà. Ancora una volta decollo mancato, il Palermo viene sconfitto 3-0 dal Monza al Lupower Stadium e si allontana dalla zona della promozione diretta, adesso distante 6 punti. Il Palermo vincendo avrebbe agganciato proprio il Monza, secondo in classifica, ma la partita ha invece premiato la velocità e soprattutto il cinismo della formazione di bianco. Un 3-0 comunque esagerato per quello che si è visto in campo. Il Palermo, soprattutto nella prima parte di gara, aveva in mano il pallino del gioco, poi la rete di Petagna ha dato una sterzata all'inerzia del match. Inzaghi se la gioca con tutti i titolari, il Palermo aggredisce sin dall'inizio i brianzoli che appaiono timidi e poco reattivi. Sotto il diluvio al 18esimo però è il Monza a passare in vantaggio, flipper in area di rigore su tiro cross di Cutrone e tapin vincente di Petagna, 1-0. Il Palermo ha l'occasione del pareggio con Segre che di testa impegna Thiam. I rosanero fraseggiano e hanno un buon palleggio, il Monza gioca di ripartenza, ripresa, i ritmi si abbassano, la gara la fa il Palermo ma manca il guizzo negli ultimi 25 metri. Al 63esimo però Ciurria raddoppia, Azzi mette in mezzo per il 26 che tutto solo non sbaglia. Entra Jonsen, il norvegese colpisce la traversa al 67esimo con una bella conclusione che si stampa all'incrocio. I minuti scorrono, le speranze del Palermo svaniscono e nel finale arriva anche la terza rete con Colombo. Bisogna fare i complimenti al Monza perché quando perdi 3-0 c'è poco da dire, però io quello che ho detto alla squadra a fine partita sono orgoglioso di loro. Mi dispiace per i nostri tifosi che però ci hanno applaudito e hanno dimostrato grande intelligenza perché la squadra ha dato tutto, ha fatto quasi 20 tiri in porta a Monza. Per cui io sono dispiaciuto ma sereno perché se siamo questi, non so se direttamente ai playoff, ma il nostro sogno si avvicina.
Oggi il Catania gioca in casa dell'Altamura, match crocevia per la squadra che vuole ritrovare convinzione per Toscano che in Puglia si gioca tanto. Marco Carli. Crocevia Altamura per il Catania, per Toscano, per la stagione. In Puglia contro la squadra di Mangia che insegue una posizione play-off bisogna dimostrare che il Catania c'è, che la batosta psicologica rimediata dalla consapevolezza di non poter più lottare per il primato è stata assorbita ed è emersa la voglia di giocarsi tutto nella seconda chance, quella degli spareggi promozione, dopo aver chiuso al meglio la stagione regolare. Condizione psicofisica fondamentale, lo ripete anche Toscano che in Puglia si gioca tanto per il suo futuro in panchina e che nella mattinata, prima della partenza, ha affidato le sue parole ai canali del club. Il nostro obiettivo è crescere anche dal punto di vista della condizione, della consapevolezza e della fiducia. Devi affrontare queste partite con la testa da dentro o fuori, crescere dal punto di vista della condizione e mettere tutto l'organico allo stesso livello e arrivare nelle migliori condizioni nel momento giusto. Non ci sono Rolfini e Forte, Toscano a Lunetta e Caturano da alternare nel ruolo di attaccante. Sugli esterni si valuta l'alternativa Ponsi, eventualmente per Donnarumma. Quaini torna in mezzo con Di Tacchio. In difesa Celli dovrebbe riprendere il posto dal primo minuto. Trasferta aperta ai supporter etnei con tessera del tifoso. Da Catania ne arriveranno circa 200. Altamura Catania sarà trasmessa in diretta da Telecolor, primi collegamenti a partire dalle 13:30, poi la telecronaca in esclusiva in chiaro, infine le interviste ai protagonisti del match. Trapani in campo oggi pomeriggio a Picerno, il Siracusa torna sconfitto 2-1 dalla trasferta di Latina. Sergio Colosi. Trapani quasi all'ultima chiamata, è ancora in vita, oggi gioca a Picerno ma la strada è in salita, dentro e fuori dal campo. In Lucania la squadra di Aronica cerca una svolta dopo 7 sconfitte in 8 partite, ad un passo dall'ultimo posto. Il Picerno in corsa per la salvezza e senza vittorie da un mese ha richiamato il tecnico De Luca, assenti Ciuferri e Vasquez, prima convocazione per l'attaccante Balla. Si ferma a 3 la serie utile del Siracusa, battuto 2-1 dal Latina nello scontro salvezza in terra laziale. Passi indietro per gli azzurri, protagonisti di una prestazione inferiore alle precedenti. Nel primo tempo il Siracusa, la cui trasferta è stata sponsorizzata da imprenditori e tifosi, subisce la pressione dei padroni di casa che chiudono la pratica in poco più di mezz'ora. Al minuto 15 Farroni salva su Parigi, ma deve arrendersi sulla successiva conclusione di Parodi al primo centro stagionale. Al 33esimo Parigi si procura un rigore che trasforma, efficaci ma tardivi cambi di Turati, sbaffo accorcia al 43esimo della ripresa, inutile l'assedio nel recupero. In classifica si staccano le squadre che precedono il Siracusa, atteso il 26 marzo da un'altra penalizzazione fino a 6 punti che potrebbe essere la mazzata finale. Prima di chiudere un'altra notizia, purtroppo ancora una tragedia in mare perché una barca con migranti è naufragata ieri sera al largo di Lampedusa, un bambino di 3 anni è disperso. La madre è stata sbarcata con altre 63 compagni di viaggio durante la notte, le ricerche sono in corso con la motovedetta della Guardia Costiera. Bene, io mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro ancora una buona domenica.